Si va col gruppone di cavalli della quinta corsa, lettere P al via nel premio Redissima Mezzago, la Redissima che sponsorizza tutta la giornata, azienda locale, come spesso succede nella tradizione del Sant'Artemio. Cavalli che partono in questo istante. C'è lotta per il comando, Patrese NP si riprende bene e all'interno reagisce a Poker Trio che sembrava poterlo scavalcare, va subito in vantaggio. Poi dalla seconda fila bene Piccadilly col 9 che ruba le posizioni a quelli all'interno, 14 molto scarso, va dritto di fuori Pandora Gas, anche lei aveva preso lancio volante, corsa che non è per nulla stratificata nelle posizioni, il primo quarto in 28,8 che misura notevole per la categoria, poi Pandora sembra adeguarsi all'esterno e Patrese rimane davanti sul gruppo che va a disporsi in lunghe pariglie, cioè fila indiana di pariglie molto allungata, il rallentamento che spinge in terza ruota Pelmorob che non ha trovato posto, intanto tabellone Peppermint Como, rallentamento notevole, al centrogruppo anche Paprika Como preceduta da Poker Trio. 31 di frazione, Patrese in vantaggio, Piccadilly nella sua scia, Pandora Gas che fa fatica a mantenere la posizione, poi ancora all'interno Patrick Trio, Poker è quello che gira di fuori che però sta subendo il calo al chilometro di Pandora Gas, chilometro attorno all'1,17, viene via proprio Poker Trio in anticipo sul resto della compagnia, cala anche Pelmorob, deve allungare ovviamente Patrese NP al comando, lo fa arrivando in piena spinta all'ultima curva, i 3/4 di miglio con un quarto in 31,9. Patrese in vantaggio, Poker di fuori, Piccadilly che non ha spazio, poi Patrick richiesto, prova a muovere dal fondo anche Palini, addirittura d'arrivo, Patrese ancora leader, richiesto da Nando Pisacane, Poker Trio che si fa minacciosissimo ma poi galoppa, Patrese va in crisi, il finalone all'esterno del numero 10 Palini che viene a vincere lasciando in lotta